Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo con la lettura di Fra Batto il Mago, siamo arrivati al capitolo 6 che cominceremo proprio questa sera, ma prima di cominciare con questa lettura vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale. Grazie. Bene, preparatevi perché ci aspetta sicuramente un testo molto avvincente. Capitolo 6. Il Gran Maestro della loggia FOGC era proprietario di una bellissima villa nel quartiere più elegante della città, squisitamente ammobiliata e circondata da un giardino ben curato. Egli era molto in vista nei circoli d'affari, un grande uomo che nella sua professione con enormi introiti finanziari. Ma oggi egli sedeva alla scrivania di casa, con un'aria scura in viso, giocando distrattamente con una penna d'oro. Era alle prese con un'agitazione che non poteva essere calmata neanche dai suoi arredamenti lussuosi. Si alzò e cominciò a camminare per la stanza pensosamente. I suoi domestici avevano avuto l'ordine rigoroso di non disturbarlo né introdurre alcun visitatore. Per la prima volta in tanti anni la catena dei suoi successi era stata spezzata. Finora tutti i suoi piani erano stati portati avanti con successo, ma Frabato era un problema difficile che aleggiava pesantemente sulla sua anima. Egli sentiva in qualche modo che dietro quest'uomo misterioso c'era un potere molto più grande di quello che sosteneva la sua loggia, i cui membri erano capaci di realizzare i loro piani solo con l'assistenza di forze negative. Un uomo più potente di lui. L'idea alimentava l'odio inesorabile del Gran Maestro, spingendolo incessantemente a cercare di perseguire e ferire Frabato con qualsiasi mezzo. E sebbene gli fosse difficile, doveva ammettere che Frabato aveva respinto tutti i suoi attacchi. Nessuno che aveva violato le leggi della loggia e per questo punito era mai scampato per raccontarlo, e tutti coloro che erano stati condannati a morte con il tepafono erano stati finora distrutti. Ogni persona ha un punto debole in cui può essere facilmente ferito. Il Gran Maestro aveva cercato invano una debolezza in Frabato. Il suo fallimento nello scoprirne una lo sommergeva di odio e di rabbia. Era stato anche informato che l'azione di polizia contro Frabato per la violazione della legge contro l'ipnosi era stata inefficace. Questo nuovo fallimento lo rendeva febbricitante. Pensieri di vendetta balenavano nella sua mente. In condizioni normali egli era un maestro dell'autocontrollo, ma ora il suo viso rispecchiava solo quanto i suoi nervi fossero stati provati duramente dagli eventi recenti. Anche il ticchettio del suo squisito orologio gli provocava un disagio misto ad un sentimento di paura e d'orrore che non aveva mai provato prima. Per lungo tempo il Gran Maestro restò lì ad alimentare i suoi oscuri pensieri prima di arrivare a ciò che pensò essere una buona idea. Si sedette alla scrivania e scrisse una lettera ad un alto funzionario statale che era anche membro della loggia FOGC. Caro fratello e sostenitore, come sai, Frabato ha contrastato molti dei nostri piani. Abbiamo cercato invano di associarlo alla nostra loggia e di convincerlo della nostra buona fede. Grazie alle sue abilità magiche è stato capace di scoprire tutti i segreti della nostra loggia. Non solo conosce i nostri riti di iniziazione, ma è capace di scoprire tutti i nostri segreti. Questi fatti mostrano come quest'uomo sia un pericolo permanente per la nostra loggia. Sai anche che non siamo ancora stati capaci di eliminarlo. Anche il tepafono ha fallito ed il re dei demoni, nostro alleato, non è in grado di garantirci il successo. Con le sue abilità magiche Frabato ha naturalmente accesso ai piani più segreti del governo e dell'esercito. Se un governo ostile riuscisse ad impiegarlo come spia, potrebbe causare un danno incommensurabile a te, caro fratello, così come all'intera nazione. Poiché i miei mezzi personali d'azione sono esauriti, chiedo la tua assistenza per annichilire quest'uomo pericoloso. La fratellanza è fortemente interessata a risolvere questo problema e spero che non mi deluderai. Augurandomi di incontrarti presto, porgo distinti saluti. S. Il Gran Maestro mise la lettera in una busta, chiudendola e sigillandola con il simbolo della loggia sulla ceralacca. Poi chiamò il suo cameriere e gli ordinò di portare la lettera immediatamente all'ufficio postale.
Ora l'espressione del suo volto rifletteva contentezza e sfregò le mani per la soddisfazione. Era convinto che il suo piano sarebbe stato vincente perché i dissidenti politici venivano perseguiti rapidamente in quei giorni. La polizia segreta si sarebbe occupata della questione. Gli eventi recenti avevano fortemente colpito la salute del Gran Maestro. Aveva perso peso e le sue mani tremavano. I suoi problemi irrisolti lo avevano messo in un costante stato di agitazione e sentiva di essere invecchiato. Quasi involontariamente si spostò di fronte ad un grande specchio. Mentre studiava la sua immagine riflessa pensosamente, si accorse, con terrore crescente, che un bagliore fosforescente era improvvisamente apparso tra le sue sopracciglia. Con gli occhi spalancati fissò la sua immagine tremante, perché era totalmente cosciente del significato di questo segno. Nella loggia si sapeva che era il segno della morte. Paralizzato dallo shock, il Gran Maestro fu incapace di spostare lo sguardo dalla fiamma che gradualmente diventava più grande, fino a coprire alla fine l'intera superficie dello specchio. Dietro la fiamma apparve lentamente un viso grottesco con occhi penetranti ed una voce interiore, come se venisse dalla profondità di un sepolcro, disse: «Fratello, la tua ultima ora è vicina». Il Gran Maestro ora sudava a profusione e si sentiva circondato da un freddo glaciale. Lentamente la faccia del demone svanì e la fiamma si spense ed alla fine lo specchio rifletteva solo il volto grigio cenere del mago nero. Sebbene si sentisse ancora paralizzato, riuscì a spostarsi lontano dall'immagine nello specchio, cadde in una poltrona e rimase lì per qualche tempo, quasi senza muoversi. Prese il capo tra le mani disperatamente. «Questo dannato frabato», mormorò. «Non devo più pensare a lui in nessun modo o diventerò matto». Il Gran Maestro energicamente scacciò i pensieri negativi, accese un sigaro e camminò su e giù per lo studio cercando di calmarsi. Bisognava che non ci fosse in serbo un ulteriore peggioramento per oggi. La posizione del sole in cielo gli ricordava tuttavia che doveva avviarsi perché era il 23 giugno, il giorno della riunione generale della loggia. Era importante che come presidente apparisse calmo e raccolto per poter essere da esempio agli altri fratelli. Ordinò al suo cameriere di preparare la cena. Alla fine del pasto bevve una tazza di caffè forte, si cambiò d'abito e ordinò all'autista di portarlo al palazzo della loggia. Il 23 giugno è un giorno speciale per tutte le persone del mondo. È quello in cui il sole raggiunge il suo punto più alto e si ha il giorno più lungo e la notte più corta dell'anno. Per celebrare il solstizio d'estate, molte persone in Europa tradizionalmente accendono un grande falò. I fratelli della luce, specialmente quelli di grado più basso, eseguono la cosiddetta evocazione di San Giovanni in questa notte particolare. Durante questo rito possono essere inviati all'invisibile mondo astrale 3 desideri. Questi desideri sono poi soddisfatti durante l'anno seguente purché non violino la legge del karma. Questo rituale dei misteri di San Giovanni è tenuto rigorosamente segreto tra i fratelli della luce. Sebbene il 23 di giugno fosse un giorno speciale anche per la loggia FOGC, non era in nessun modo un giorno felice per loro. Al contrario, era un giorno fatale, perché uno dei fratelli della loggia doveva sacrificare la sua vita al demone che serviva. Tutti i membri, senza distinzione di ordine e grado, erano soggetti a questa legge. La legge ha 99 membri. Il numero 100 è il demone che presiede la loggia e che, da parte sua, delega e subordina un demone ad ogni membro della loggia per permettergli di realizzare i propri desideri. Ogni demone ha il suo personale nome speciale e segno di invocazione conosciuto solo dal fratello della loggia che serve. Il nome ed il segno del demone non sono mai affidati a nessun altro. La pena per la rottura del silenzio è la morte. La vittima sacrificale è scelta a caso. Un nuovo iniziato è poi ammesso per rimpiazzare la vittima e gli viene normalmente assegnato il demone del suo predecessore. In caso di mala sorte, un nuovo affiliato potrebbe essere messo a morte nel suo primissimo anno di associazione. Non sorprendeva dunque che per virtù di questo scambio i membri della loggia fossero spinti a perseguire solidi obiettivi materiali e fossero persone ricche ed influenti. Quelli delle classi più povere e meno abbienti erano ammessi come membri solamente se possedevano speciali talenti e abilità che potevano servire ai propositi della loggia. Grandi somme di denaro erano immediatamente messe a disposizione di tali associati finché, con l'aiuto del demone, non avessero imparato a camminare con le proprie gambe. Il clima estivo era meraviglioso in quel particolare 23 giugno. L'aria calda e serena del giorno avvolgeva l'intera campagna, ma la paura si librava come una nuvola invisibile nelle menti dei confratelli FOGC.
Solo in questo momento dell'anno prendevano coscienza del sacrificio sospeso come una spada di Damocle sulle loro teste. La grande sala della casa della loggia era illuminata cerimoniosamente. C'erano 99 sedie numerate su una piccola piattaforma di fronte al posto del Gran Maestro. Ogni membro aveva ricevuto un numero ed aveva preso posto di conseguenza. A nessuno era permesso essere assente dal più importante incontro dell'anno. Ogni fratello doveva sistemare i propri affari privati in modo da poter essere presente quella sera. Sebbene la riunione dovesse cominciare alle 20, la maggioranza dei membri erano già arrivati entro le 19:30 e stavano parlando animatamente tra loro divisi in piccoli gruppi. Poiché la lancetta dei minuti si muoveva inesorabilmente verso l'ora prefissata, i confratelli si misero a sedere sulle sedie numerate. Il vicepresidente, che era anche segretario, aveva già preso il suo posto. Esattamente alle 20 il Gran Maestro entrò nella sala. Tutti si alzarono silenziosamente per salutare il loro superiore. Il Gran Maestro, ancora scioccato dopo gli eventi del pomeriggio, riunì le sue forze ed aprì la seduta colpendo un gran gong 3 volte con un martello speciale, facendolo risuonare attraverso la sala. Poi si rivolse ai fratelli. Bene, per questa sera abbiamo letto a sufficienza, riprendiamo e continuiamo la lettura domani e così vedremo come prosegue questo sesto capitolo e come prosegue questa famosa notte di San Giovanni per la loggia FOGC. Vi ringrazio dunque per l'attenzione e se ancora non l'avete fatto vi invito ancora a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e vi invito anche a iscrivervi al mio canale sempre se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo al solito a questo appuntamento nel mio canale. Grazie, un abbraccio dalla vostra Hilde Garda.